La Valle dei Templi di Agrigento è stata invasa questa mattina dalla musica, dai canti, dai colori e dall'allegro vociare di centinaia di bambini e ragazzi. Come ormai tradizione, infatti, i gruppi internazionali partecipanti al XX Festival del Folklore I Bambini del Mondo, unitamente ai gruppi agrigentini e agli studenti di diverse scuole della provincia, hanno dato vita alla tradizionale e tanto attesa passeggiata della pace e della fraternità. La Valle dei Templi, patrimonio dell'umanità, grazie alla collaborazione del Parco Archeologico, ha aperto i suoi cancelli per uno degli appuntamenti più sentiti del 75° Mandorlo in Fiore. Un lungo serpentone colorato e festante è partito dal Tempio di Giunone e ha raggiunto il Tempio della Concordia, una passeggiata con i ragazzi protagonisti e ambasciatori di pace, uniti per un unico scopo, la pacifica convivenza tra i popoli del mondo. Ai piedi del Tempio sono stati letti alcuni passi dei principi fondamentali della Dichiarazione dei diritti del fanciullo, emanata dall'UNICEF nel 1959. In tanti, ognuno con la propria lingua, con le proprie preghiere, la propria religione, hanno rivolto ai grandi della terra un unico grido affinché terminino tutte le guerre e regni la pace nel mondo. Nel pomeriggio, presso i locali dell'oratorio Don Guanella, la suggestiva preghiera interreligiosa ai popoli per la pace, dove i bambini del mondo, ognuno con la loro lingua e la loro religione, pregano per la pace.